Mm. 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 Tu in questo posto c'eri già stato, nei video delle puntine. Anche il cane che dorme sempre. Tu di che dormi? No, non vengono giù quando c'è troppo freddo la mattina. Devo aspettare. Mm. Ah, ecco, notte interna, forse anche solo per me e i miei amici, quindi interna, esatto, se no era esterna. Ascolta, il periodo di novembre, secondo me, è il periodo migliore. Non tanto perché è gratuito il parcheggio, è gratuita l'entrata al parco qua, non mi ricordo il nome, dopo te lo dico, ma perché puoi stare col camper, perché c'è il divieto camper, hai capito? Ah, ecco un'altra roba, magari Singano ti dà il brutto esempio, cioè brutto esempio sto cazzo, magari Singano non ti fa capire bene come funziona la realtà delle cose. Allora qui in Slovenia come in Croazia non si può far libera, anche se l'ho fatta decine di volte, non si può fare, cioè non si può, scusa, ho sbagliato. Qualcuno non vuole che tu la faccia e se la fai dice che ti dà un foglietto dove tu devi pagare eccetera eccetera, che si chiama multa. Però appunto in questa zona, in questo punto e soprattutto in questo periodo vai tranquillo. Speriamo un dolce risveglio ai tuoi sonnacchiosi. Lei tornerà in una notte d'estate, l'applaudiranno le stelle incantate, rischiareranno dall'alto i lampioni, la strana danza di due fannulloni. Caro diario, quel giorno Alessia voleva farmi uscire dagli anni '80, ma io le dissi no, voglio rimanere nei miei anni '80. Ecco, basta, finì così la storia. Nonostante ci sia stato più o meno 1 milione di volte, noto, o meglio realizzo, probabilmente solo ora, che lì c'è scritto Parco Nazionale del Triglav. Diciamo che probabilmente il Parco Nazionale del Triglav è molto più esteso rispetto a quello che intendo io. Guarda che bella giornata che avevamo a Catanco. Quello che intendo io, ossia tutto ciò che circonda nel raggio di, non so, 40 km il lago Boizinsko. Allora ragazzo, da una parte ti dicevo ma che strano che a novembre non c'è nessuno eccetera, è chiusa la parte per andare alla grotta di Dante e poi anche insomma quelle bellissime cascate che la roccia a forma di testa d'orso che avevi visto nei vecchi video di anni fa che avevo fatto quando ero venuto qui con Scarosso. Ora noi torniamo giù, poi io e l'Ale riproveremo a fare la strada passando per la strada asfaltata che passa il Ponte del Diavolo, quindi eventualmente se riusciamo a trovare queste cascate, la testa dell'orso, sai che abbiamo fatto quella strada lì e non quella dove c'è scritto entrata. Trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself,
clouds are white and the brightness of day. I like the dark and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Ok ragazzo, stop musichetta, magari agosto parla sul Tibet, tutto a parte clou e ritornello, non lo so, non so che musichetta metterò. E sono felice che tu hai apprezzato questo posto incredibile. Ti ricordo che ci siamo arrivati a metà novembre e pertanto è tutto gratuito. Alla fine abbiamo visitato tutto, come hai visto, quindi le cascate, la testa dell'orso, eccetera eccetera. L'unica cosa che non abbiamo visto, che era chiusa, è la grotta di Dante, ma con tutto rispetto, sinceramente chi se ne frega, era piccolina. Diciamo che la leggenda narra, motivo per il quale è diventata famosa, che Dante si è ispirato a quella grotta per scrivere nella Divina Commedia l'ingresso dell'inferno, hai capito? Probabilmente i più attenti ieri si sono accorti che, facendo l'unboxing delle cose tipiche che abbiamo preso al supermercato, ho saltato la lattina della Lasco, forse l'Ale l'ha messa all'ultimo, oppure proprio io rincoglionito non l'ho vista. La Lasco è la birra tipica di queste zone, qui a Cavara Verde. Vedi tu? A Cavara Verde. C'è una Cavara con dei poteri alieni, tipo Hulk, quindi non sta a fare incazzare a Cavara. Guido piano e ho qualcosa dentro al cuore, che mistero. Non so neanche dove andare, ma lontano, anche se dovrei tornare, lei mi aspetta. Si potrebbe preoccupare, ma c'è tanto sole e mi accorgo che ne ho bisogno come